Collezionare e acquisire in anticipo e a passo con i tempi implica essere lungimiranti. Certo, le cifre richieste erano impegnative all'epoca come oggi. L'ironia all'interno del servizio televisivo è palese e la risata finale evidenzia il clima non tanto distante dalla contemporaneità. Nell'intervista, il baritono Giuseppe Zecchillo fu cantante lirico al Teatro alla Scala e acquistò una preziosa opera, Merda d'artista, in qualità di collezionista e ammiratore di Piero Manzoni. Notizia bomba nel mercato dell'arte. Per la cifra di 13 milioni e mezzo il baritono Giuseppe Zecchillo si è assicurato a un'asta la proprietà di un'opera dal titolo piuttosto imbarazzante. Si chiama infatti Merda d'artista, inscatolata dal compianto pittore Piero Manzoni. Contento Zecchillo di questa vittoria? Ho acquistato l'opera di Piero Manzoni perché la ritengo una vera operazione culturale, inoltre un ottimo investimento economico. Sono convinto che l'opera di Piero Manzoni è la più grande contestazione del secolo, non inferiore a Schoenberg, a Mondrian, a Joyce e ad altri artisti. I quadri di Piero Manzoni sono presenti nei musei di tutto il mondo unitamente a Burri e a Lucio Fontana. Un'opera così preziosa dove l'esporrà? Enzo Biagi ha proposto in sala da pranzo. Dunque, come da servizio televisivo, una buona merda d'artista a tutti noi.